dice, ha iniziato bene il TG riconoscendo il flop dell'intervento delle amministrazioni, ho detto, no? Nell'affrontare il problema neve. Poi è arrivato il sindaco e hai calato le braghe. A parte che io non ho abitudine di calare le braghe, io ho ascoltato quello che dice il sindaco. La mia posizione il sindaco la conosce, l'ha conosciuta, l'ho ribadita all'inizio del telegiornale, per quanto mi riguarda l'organizzazione è stato un flop, dappertutto, punto e a capo. Se mi dicono che a Cordenone non hanno più il sale, vabbè, allora si bloccano i trasporti, no? Sentivo Ottardo diceva, insomma, non bisogna spendere. Sino a un certo punto va bene, ma questa è la mia posizione che, ripeto, per me è un flop. Dico la sincera verità, ma l'ho detto anche al sindaco, non ero a conoscenza dell'ordinanza con cui il sindaco già da tempo dà ordine agli abitanti, ai cittadini, ai negozianti di pulire il marciapiede che magari confina con l'abitazione e con i negozi. Ma cosa devo fare? Mettermi a combattere il sindaco? Lo sapete la mia posizione? Ho ascoltato il sindaco, sono d'accordo, non sono d'accordo. Strada provinciale San Quirino con Vivaro, direzione Vivaro. È completamente bianca, non è passato nessuno. Io l'ho già detto e lo ripeto. Cioè, adesso per l'amor di Dio cosa possiamo fare? È capito? Quanta gente ci vuole? Io per esempio, l'ho detto e lo ridico. Stilerei una, come in altri paesi, in Austria puliscono le vie principali, le vie laterali se le puliscono le persone che vi abitano, con tanto di badile, ho visto io con i miei occhi, ho aiutato anch'io. Spargere il sale, basta il sale da cucina, quello grosso. Chiaro che se ti aspettiamo lì con le mani alzate, io torno a ripetere, non sapevo di questa ordinanza, c'è l'ordinanza e quindi bisogna metterla in pratica, l'ordinanza. Che poi ci siano state delle disfunzioni e una non organizzazione, l'ho detto, lo ribadisco ancora una volta, quindi mi assumo anche la responsabilità di quello che dico. Allora, andiamo a Udine. Io non ho abitudine di calarmi le braghe, se non in determinati momenti che non sto qui a spiegare quando e dove.